Prosegue il nostro viaggio in Alto Adige, abbiamo cambiato valle, la provincia è sempre quella di Bolzano, ma adesso siamo in Val Badia, San Cassiano di Badia, siamo ospiti dell'azienda Biolance Ruances. Stefan Glira, che è il titolare, con la moglie, i familiari dell'azienda e partiamo dalla stalla, perché questa è una realtà incredibile che ha stalla, l'allevamento zootecnico e poi il caseificio e poi l'accoglienza, e insomma direi tutta la filiera davvero dal produttore, dai prati al consumatore. Ma intanto, Stefan, raccontiamo un pochino il vostro percorso, perché questa è una struttura nuovissima. Quando l'avete fatta? Come siete partiti? Come siete arrivati? Avete deciso di investire in zootecnia qui? Allora, l'azienda agricola è sempre stata di famiglia, abbiamo sempre lavorato, i prati, abbiamo sempre avuto gli animali. Poi, più o meno 10 anni fa, abbiamo preso noi in mano tutta l'azienda e 5 anni fa abbiamo deciso di ricostruire tutta la sede del Maso, valorizzando i prodotti, proprio gli animali, anche mettendoli a vista per i clienti, vedere come la gente piace, e usando il latte praticamente anche per fare i formaggi e i latticini, che andiamo a valorizzare i prodotti locali. Certo, qua in stalla allora voi avete delle grigie che sono la razza un pochino simbolo di questa zona, della zona montana. È stata una scelta? Come sono? Come si comportano? Come vivono? Noi le vediamo in stalla, fuori c'è la neve, non tanta, ma c'è, ma loro in estate stanno all'aperto. Allora, è stata una scelta perché loro sono degli animali, come ha detto, caratteristici delle zone alpine. Sono degli animali molto tranquilli, anche se hanno le corna che non si trovano più tanto spesso nelle stalle. eh, Sono molto fieri delle corna anche loro, che sembra, ma Per loro, cioè, è importante, è comunque un tratto distintivo, poi in tanti allevamenti vengono tolte per questioni di comodità, di gestione, di sicurezza, però sicuramente per il benessere le corna sono importanti. esatto, proprio così. E diciamo così, è un animale anche bello, è adatto anche al pascolo, visto che siamo biologici, loro devono uscire al pascolo, e quando sono poi dopo gli animali più giovani che vanno in malga, sono proprio adatti per queste zone qua. Ecco, ma dopo che essere state in stalla, prima di portarle in malga, sappiamo i terreni sono un po' accidentati, fanno un periodo di acclimatamento oppure partono, vanno? Allora, l'acclimatamento certo lo fanno più o meno un mese di pascolo qua vicino alla sede del Maso, con anche i vitelli, quelli più giovani, e si abituano di nuovo a andare all'aperto e mangiare l'erba, non il fieno come d'inverno. Esatto, un pochino meno comoda perché qua glielo date voi, qua tutto il lavoro lo fate voi. E voi hai detto siete in biologico, ma la malga per curiosità quanti metri arrivano? Noi adesso qua non so quanti metri sia San Cassiano e loro fino a che punto li portate. Allora, qua noi siamo a 1500 metri, la malga dove li portiamo sono, diciamo, sono due malghe, ma noi le portiamo su alla malga Fanes, sono a più di 2000 metri. Ok, insomma, quindi vanno proprio in altura. Tutto questo fieno bellissimo e profumatissimo, tutta vostra produzione? Esatto, il fieno è tutta di nostra produzione, eh, falciato e raccolto qua in zona tra San Cassiano e la Villa. Eh, Abbiamo la maggior parte dei prati qua attorno, però anche abbiamo dei prati su in alta montagna che vengono falciati una volta all'anno, praticamente prati magri, e la resa non è così grande, proprio così enorme come in pianura, però la qualità è alta. Al momento in mungitura quante sono e la mandria invece quante sono in totale? Allora, in mungitura al momento sono 9 mucche, e poi la mandria sono più o meno una quindicina.
Ed ecco, qua siamo nel caseificio, un gioiellino, davvero. Caseificio che lavora quanti giorni settimanalmente, che cosa produce, quanto latte, abbiamo detto tutto il latte vostro, tutto il quantitativo. Allora, noi giustamente lavoriamo 7 giorni su 7, però la produzione del formaggio viene fatta 3 volte alla settimana, proprio perché così riusciamo a gestirlo meglio, che non è solo produrre il formaggio, però anche la cantina che dove viene stagionato il formaggio, che dà un bel lavoro. Noi produciamo, come detto, i vari formaggi, da quello più fresco a quello più stagionato, lo yogurt e anche per i dolci che facciamo in casa. Poi come quantitativo di latte al giorno ne abbiamo tra i 100 e i 200 litri, dipende un po' come sono le vacche, quante sono in lattazione. Certo. Qua abbiamo Francesco il Casaro che è al lavoro in questo momento particolare, adesso la venga a disturbare un attimo, cosa sta facendo? Adesso stiamo estraendo la cagliata, questo è il Dursa, il nostro, quello più stagionato, 12 mesi. E quindi la lascio lavorare perché sennò se perde l'attimo va bene. È molto delicato. Momento delicato, non vogliamo formaggi sulla coscienza. E appunto si riceve delle stagionature più lunghe e più corte, questo però a quale sta lavorando lui, insomma 12 mesi sono tanti. Esatto, sono tanti, è un processo lento che il formaggio va a maturare, prende il suo sapore proprio caratteristico di un formaggio stagionato, consistenza di un 12 mesi, tipo un parmigiano, veramente una cosa speciale. Particolare. Ecco, lo yogurt ha una parte importantissima, un po' per le colazioni, perché voi abbiamo detto avete anche l'accoglienza, quindi lì ovviamente a colazione lo yogurt ci sta, ma vendete solamente al consumatore che viene anche nel vostro punto vendita oppure avete anche dei rapporti con altri hotel o punti vendita in zona? Allora, noi la maggior parte la vendiamo qua nel negozio qua sul Maso, però abbiamo anche dei rapporti con degli albergatori, dei ristoranti che ci hanno chiesto i nostri prodotti e volentieri glieli abbiamo forniti. Ma questo, il poter valorizzare il prodotto aziendale anche dal punto di vista economico è, possiamo dire, l'unica soluzione, l'unica via percorribile, perché se no sappiamo che investimenti, soprattutto in queste zone, diventano difficilmente ammortizzabili. Esatto, è un grande aiuto avere la possibilità di poter vendere i propri prodotti, riuscire a valorizzare il prodotto finale, il latte, avendo il giusto ricavato. Che è tutto ovviamente biologico, questo l'abbiamo accennato, però tutta la produzione è biologica, quindi i vostri formaggi sono biologici. Assolutamente sì, tutto quanto l'azienda agricola è formata sul biologico e sulla qualità. Allora, voi ho detto più di una volta, accennato, avete l'accoglienza, avete degli appartamenti, dei mini appartamenti, avete delle stanze, fate anche ristorazione al di là di quella che è la colazione classica la mattina. Assolutamente sì, noi facciamo anche la ristorazione, la gente che è qua in vacanza, che soggiorna qua sull'agriturismo ha la possibilità di venire a fare la colazione con i nostri prodotti e anche la cena, non solo per quelli di casa, però anche gli esterni. Ma quanti siete a lavorare in una struttura così? Perché davvero c'è tutto. Allora, noi siamo un'azienda praticamente familiare, però abbiamo giustamente anche i dipendenti, come il nostro casaro, gente in cucina. In tutto, con i familiari e i dipendenti, siamo più o meno una decina che lavoriamo. In stalla ci state tu e il babbo, la moglie e la mamma invece sono più delegate all'aspetto accoglienza, diciamo così. Esatto, proprio così. Loro hanno quel compito lì e lo fanno veramente bene. Veramente bene, infatti abbiamo visto proprio delle cose bellissime. Un'ultima cosa, i bambini, ma non solo loro, quando arrivano saranno anche curiosi di sapere, di vedere le vacche in stalla, capire come si fa il formaggio. Voi avete una cosa che a me ha colpito tantissimo, la sala giochi dei bimbi con vista sulla stalla.
Esatto, tutti sono molto contenti di avere questa sala giochi proprio con la vista stalla, perché non è ormai una cosa logica vedere gli animali così da vicino, e anche la possibilità di lasciare i bambini giocare e bersi un caffè o mangiare qualcosa. Io direi di fare un'ultima tappa, andare su di sopra e vedere un pochino il banco dei formaggi. Stefan, siamo alla conclusione del lavoro vostro e di Francesco del Casaro. Che cosa abbiamo scelto? Perché qua i formaggi sono tanti, vediamo anche questo in particolare, quello che abbiamo visto che stava preparando, giusto? Quello che ha la stagionatura più lunga. Esatto, questa fetta di formaggio Bella Alta sarebbe praticamente il formaggio che stava preparando, il formaggio di 12 mesi che si chiama D'Ursa. Ecco. E poi di fianco vedo un erborinato, un formaggio che sembra taleggio, camembert come pasta, che so è un po' particolare per queste zone. Sì, adesso poi noi abbiamo questi formaggi, abbiamo fatto questa scommessa di fare anche un po' dei formaggi un po' esotici per le zone alpine che non le trovi magari sempre e dappertutto. Per esempio questo qua sarebbe un formaggio a crosta lavata tipo a pasta molle, tipo simile a un taleggio. L'altro formaggio che è proprio un erborinato tipo un blu che va sul piccante. Ce l'abbiamo anche qualche volta un gorgonzola dolce, e invece qua sulla carta abbiamo questo qua che è un camembert, tipologia di formaggio come i francesi lo fanno col cuore gessato. Insomma, quindi vi sbizzarrite, diciamo così, oltre a quelle che sono le produzioni tipiche, classiche, vi divertite, insomma, a fare delle cose un po' particolari. Esatto, noi abbiamo questa fortuna che abbiamo la possibilità di avere una produzione piccola e proprio avere anche la voglia di fare questi formaggi magari un po' diversi. Giustamente abbiamo anche le versioni classiche di formaggi tipo le cacciotte o semistagionati, e anche per esempio uno con latte in nesto, che sono un po' più caratteristiche delle zone alpine. Ecco, il latte nesto, spiegaci un pochino che cosa significa esattamente, è un po' una carta d'identità della produzione aziendale. Esatto, praticamente il latte in nesto sarebbe i fermenti naturali che sono nel latte, vengono usati proprio quelli invece di andare ad aggiungere fermenti esterni. Poi c'è lo yogurt, l'abbiamo tenuto per ultimo, ne abbiamo parlato, che però aveva un primo premio nel concorso dei caseifici della produzione dell'Alto Adige, non è poco, eh? Esatto, di questo devo dire ne andiamo molto fieri, è un yogurt proprio meraviglioso, cremoso e che piace veramente a tutti. Abbiamo visto che è piaciuto anche alla giuria che ha valutato questo yogurt come miglior yogurt artigianale dell'Alto Adige, e sì, è anche stata lì un po' una finezza del nostro casaro Francesco a dire dobbiamo sistemarlo in questo modo per farlo diventare ancora più buono, e ci siamo E arrivati. ci siete arrivati, bene, grazie per averci accompagnato nella visita della vostra azienda, che peraltro mi sono dimenticata il nome, da dove viene, un po' particolare. Allora, il nome Bio-Lucruance sarebbe il nome di un prato di montagna che abbiamo a noi. Ogni prato qua nelle Alpi o anche nelle vallate ladine ha il proprio nome, proprio che una caratteristica che uno sa che se vado sul prato, per esempio Ruances, è sul mio prato, è lì da me. E quindi il nome di un prato storico della vostra azienda l'avete scelto come nome, come emblema di tutto. Bene, grazie per averci accompagnati in questo giro, grazie a voi che ci avete seguito. In sovraimpressione, come sempre, vedete tutti i nostri riferimenti per poter vedere e rivedere la nostra puntata. Noi ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con